Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Il Siena è pronto a festeggiare il ritorno in Serie A nella 39esima giornata di Serie B-Win nel match casalingo che lo vede opposto al Torino, a sua volta pronto ad alimentare la corsa playoff. Conte schiera la solita squadra offensiva con gli esterni Reginaldo e Sesto a fianco della tandem d'attacco Calaiò-Caputo. Toro che deve fare i conti con le assenze di Garofalo e Zavagno, Antenucci e Bianchi. Coppia d'attacco dal primo minuto. Al decimo, angolo per il Siena. Batte Reginaldo, lo scambio con Terzi. Ancora Reginaldo in area di rigore. Una serie di finte, il cross e la girata vincente. Splendido gol che porta in vantaggio il Siena di Calaiò. 14esimo gol stagionale. Vediamo l'acrobazia del centravanti del Siena. Ottima la giocata anche di Reginaldo che porta in vantaggio subito la formazione toscana. Reazione del Torino, lancio da metà campo di Devezze per Sgrigna, il suo tiro non controlla Coppola e la palla che termina alle spalle del portiere del Siena per l'immediato pareggio della formazione granata che rivediamo in questo replay. 1-1 quindi dopo 23 minuti di gara. Ancora Torino, questa volta in attacco sempre dalla sinistra, ci prova Devezze, gran tiro e di pugno si salva Coppola, libera poi la difesa. Rivediamo il replay, l'intervento di Coppola ancora decisivo, insiste il Torino, calcio di punizione, batte Bianchi e palla che Coppola toglie dall'incrocio dei pali salvando ancora una volta la porta del Siena. Ottimo momento della formazione granata. E il Siena sul fronte opposto, cross di Sestu e girata da parte di Reginaldo. Pratali salva sulla linea e su questa azione che prosegue ancora il Siena a insistere. Il pallone per Vitiello e questa volta è di testa, il colpo di testa vincente di Calaiò che fa doppietta al 38esimo, 2-1 per il Siena e doppietta per Calaiò che sala a quota 15 nella classifica dei capocannonieri. Il bomber della formazione toscana che ha qualche problema nel finale di primo tempo, è costretto a lasciare il campo. Al suo posto in avvio di ripresa entra Mastro Nunzio per la formazione toscana, ripresa in cui Franco Lerda vuole un Torino che sappia spingere di più e vediamo subito in attacco il cross per Bianchi, controllo, il tiro incredibilmente sopra la traversa, occasionissima per il capitano Granata che vediamo favorito da questa deviazione. Il controllo ottimo ma la sua conclusione è imprecisa. Ancora Torino e questa volta un cross sempre dalla destra, il colpo di testa di Antenucci e la deviazione di Rossettini in corner. Si dispera l'attaccante Granata ma continua ad insistere il Torino e vediamo questa azione con la conclusione alta da parte di Sgrigna. Un Torino che vuole disperatamente il pareggio e trova un calcio di rigore al 78esimo, l'atterramento di Vergassola su Pratali, dal dischetto va Bianchi, Bianchi contro Coppola, parte il tiro, spiazza il portiere ma incredibilmente fuori. La conclusione di Bianchi che aveva spiazzato Coppola ma calciato a lato come vediamo in questo replay. E monologo del Torino che viene finalmente premiato a 10 minuti al termine con Bianchi liberissimo nell'area piccola a mettere alle spalle di Coppola e si fa perdonare l'errore precedente sul cross di Antenucci ed è il gol del pareggio. Finisce così 2-2 con il fischio finale del direttore di gara, il signor Massa d'Imperia. Può festeggiare il Siena che ritorna in Serie A. Un anno di purgatorio dopo la retrocessione dello scorso anno, 20 vittorie, 14 pareggi e 5 sconfitte, il rullino di marcia di un Siena, 60 gol, miglior attacco della Serie B. Il Torino spera nei playoff.